Sono due domande in una domanda. Il materiale d'archivio con materiale d'archivio filmico e fotografico che fa parte del patrimonio dell'UCE, gli approcci possono essere sull'analisi e l'indagine differenziati e quindi la prima cosa è l'osservazione, la conoscenza dell'oggetto che si sta osservando e una specifica intenzione di, dopo l'osservazione, smontare pezzo pezzo il documento, che sia filmico che sia fotografico. Perché ho detto che c'è una doppia domanda? Perché il cinegiornale è un tipo di documento diverso. Il cinegiornale è una cineattualità. E qual è la questione di essere una cineattualità? È il fatto che c'è una sorta di intrattenimento e di cronaca giornalistica e quindi questi due elementi devono essere ben chiari quando viene fatta l'analisi del documento cinegiornale per comprendere qual è la parte che può essere anche oggetto di una maggiore attenzione dal punto di vista di una specifica propaganda e l'altra invece è quella che effettivamente riconnotiamo come un documento che ci racconta il momento che sta raccontando. Ecco, quando si prendono in considerazione questi due elementi, si analizzano e si separano, si smontano e si chiariscono, allora la fonte documentaria emerge e se ne può fare un utilizzo per lo studio della storia.